Chi per la vetta, chi per i playoff, signore e signori, Fiamme Oro, FMCZ Rugby Rovigo Delta, ancora più di Calvisano Mogliano al match di cartello di questo penultimo turno di regular season del campionato d'eccellenza. Il gioco conservativo di Presutti contrapposto a quello aperto e creativo di Pippo Frati, 80 minuti di passione, ognuno col proprio obiettivo. A commentarlo con noi ovviamente Antonio Romeo. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao a tutti, e come sempre ormai la frase celebre del buon rugby. Rovigo si chiama una ridotta. Attenzione, mamma mia, brutta chiamata in touche, per cui non si capiscono, arriva alla prima meta. E l'ha depositato immediatamente oltre la linea di meta, per cui Benetti aggiunge +2 e si mette un po' in salita per... Sceglie Cerqua e Cocivera, è la prima linea del buon Pasquale Presutti. Risponde la FMCZ Rugby Rovigo Delta con Basson, Gawini e Stevie Bortolussi, le ali, i centri, Van Nicker Menon. La mediana è formata da Bronzini e Rodriguez, De Marchi, Lubian, Caffini, la terza linea, Montariol, Maran, la seconda, Ravalle, Moni, Quaglio, la prima linea. Dicevamo una partita molto importante per i playoff. Attualmente Rovigo ha 66 punti più 1 sul Calvisano, mentre Fiamme Oro è a 45, che ha praticamente 4 punti di vantaggio sul Sandonà però con un calendario apparentemente più semplice. Lucio muove la palla a largo, Giovanni Kirk messo giù da Massaro, però giochiamo molto bene in questo Valle, Antonio, teniamo vivo. Sì, da quando è iniziato il match dopo la segnatura... Giochiamo veloce con Giorgio Bronzini, attenzione Giorgio a qualche centimetro dalla linea di meta, è stato bravo qui Giorgio a mettere in difficoltà la linea difensiva delle Fiamme Oro. Muoviamo l'ovale a largo, attenzione Billingawini, il suo footwork mette in difficoltà ancora la linea difensiva di Pasquale Presutti, corre orizzontalmente, si ritorna su un setup centrale, muoviamo a largo, attenzione Stevie Bortolussi, il pertugio giusto. Eccolo lì. Il nostro cane da tartufi, come ormai abbiamo ribattezzato, assolutamente sì. Andiamo a perdere 2 trattori, come è stato scritto anche dalla stampa in settimana, però riguadagniamo sicuramente all'ala Stevie. Andiamo a vedere se Luke ristabilisce un po' di ordine, così la presa di Andrea De Marchi a fine blocco, l'inserimento di Giovanni Kirk, cerchiamo di alimentare l'ovale, qui è bravo Edo Lubian a mettere in difficoltà con dei cambi d'angolo la difesa Cremisi. Entriamo nei 22, Giorgio Bronzini al largo, Basson. Se ogni tanto c'è qualche problema di stabilità, perché probabilmente questo campo è uno di quei campi dove i giocatori rossoblu non sono abituati a stare, quindi abbiamo visto qualche volta più di qualcuno propenso a scivolare, però nonostante tutto stiamo giocando molto bene. Una carica di Bibi, eccola qua, stiamo lavorando bene. Giorgio al pallone in mano, ci prova subito, lui viene respinto. Edo Lubian, Edo è meta. Come? Blessano gli si è staccato una clavicola, aveva alzato il braccio, evidentemente si è interrotto. Sempre pronti, sempre in viaggio, sempre disponibili a tirare sul morale dei nostri ragazzi. E a proposito di tirare su, le Fiamme hanno guadagnato 2 calci di punizione. intanto Benetti non la mette, è esterna. Quest'anno potrebbe essere un'occasione ghiotta per loro, potrebbe venire fuori una bella partita. Intanto centra i pali, però riesce a tenere il possesso. Il gioco dei calci, quello che chiamiamo noi il gioco dei calci. Attenzione questo calcetto di Benetti, che complice anche il rimbalzo, è una scivolata di Lucio Rodriguez, permette a Guido Barion. E quindi probabilmente ogni volta che ci incontra forte di aver giocato. Passaggio vuoto della FMCZ Rugby Rovigo Delta, e qui vediamo con Cocivera a pochissimo dalla linea di meta. Benetti sta tirando fuori l'ovale, sì, l'attenzione delle guardie del Rovigo. Tenuto altissimo qui Benetti ci prova, ma non... Attenzione, Luke Moni alla rincorsa dell'ovale, sostenuto anche da Stefan Basson. Un passaggio per Stevie Bortolussi, la pressione di Carlo Canna. Non capisco che sto parlando di calcio o di rugby. Capisco che è rugby quando c'è Stevie Bortolussi che va in mezzo ai qualcosa succede sempre. Grande Stevie, le sue doti di killer, e va a segnare in mezzo ai pali. Ecco, tra l'altro c'è stato un momento in cui tutti si sono guardati in faccia, del faro di questa squadra. Prende la rincorsa, seguiamo l'ovale, sembra troppo stretto e si riparte con un lancio. Giocano spesso in fondo, hai visto i giocatori delle Fiamme, quindi probabilmente hanno valutato la possibilità di non sfidare i primi 2 blocchi rodigini, ma di giocarsela in fondo, e quasi tutte le touche le hanno giocate laggiù. Anche perché comunque la terza del Rovigo non era altissima, anche se era più alta rispetto a quella delle Fiamme Oro. La paura è quella di doversi
mettere in competizione con Jeff Montenegro. Attenzione, grande gioco del Rovigo, Giovanni che se ne va in bandierina. Questa è stata una grandissima giocata. Sì, un bel loop. Sì, quello che dicevi tu è esattissimo. Rovigo ha giocatori in grado di leggere situazioni, di risolverle, e ha un sistema di gioco che gli permette di variare molto. Nelle Fiamme Oro è uscito Massaro per Sapuppo. Attenzione, Stevie Bortolussi sull'out di destra per vie orizzontali, sguscia via Stevie, muove l'ovale, la Molto muoviamo bene. ancora con Lucio, Giovanni che vediamo Billy Ngawini in sostegno esterno, l'incrocio con Billy, il sostegno interno di Lucio Rodriguez. Guarda come che giochiamo. mamma mia ragazzi, che cosa stiamo facendo? Ecco, le stavamo dicendo proprio poco fa. Questo è quello che è, questo è il potenziale del Rovigo. Comunque Luciano veramente protagonista in queste due segnature, la leggerezza di movimento, come si muove, intanto una mischia che avanza in maniera potente con Duca col pallone tra i piedi e c'è la meta di Duca, Sì. di Ranieri come tecnico dopo le sue esperienze in Sudafrica. Ecco, ha pagato questa scelta perché Carlo Canna non riesce ad infilare l'H, per cui Con una struttura diversa, quindi ripartiamo sempre lenti, spostando il pallone di qualche metro. Vediamo cosa si inventa adesso Giorgio Bronzini. Giorgio Bronzini con l'ovale in mano attende con Renzo Balboni appena entrato al posto di Luke Mooni. L'inserimento di Lucio Rodriguez, muove l'ovale per Steffi e per Billy. Ancora corsa orizzontale di Ngawini. Sta cercando un taglio da fare all'interno, non lo trova però. Ben braccato Francesco Menon. Giorgio Bronzini dietro Stefan Basson, il drop centrale, e si diceva del 100%, signori. Brumotti ha colpito ancora. Grande Steffi. E qui ancora la spinta delle Fiamme Oro. Stavolta cade a destra. Eccola qua. Le Fiamme Oro e a sinistra noi. Guarda però che contenti che sono. il sigaro, mettilo. Tanto Carlo Canna la mette. Di questo semplice possesso nei loro 40 metri. Sì, perché è lunga risalire fino là in fondo. E dire che non hanno mai fretta le squadre di Pasquale e Presutti. L'importante è avere il possesso, poi dopo Esatto. la capiamo. Altra fase, piccoli guadagni. Se ne va fuori Marinaro direttamente. Hanno cambiato idea. Erano stanchi di giocarla, Antonio. Sì. Finisce qui a Ponte Galleria di Roma la vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta sulle Fiamme Oro per 34-29. Rovigo mette una seria ipoteca Sul primo posto. posto. Tra Rovigo e il primo posto ormai c'è solamente il Prato.